Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Se andiamo a Singapore, gara neanche semplice, vediamo di sistemare un po' di cose qua con l'attività. Non posso neanche fare ricerca e sviluppo perché non ho soldi. Allora, qua aumentiamo il ritmo di mic. Ok. No. Ok. E un giorno questo. Ok. Andiamo avanti, abbiamo tornato con la nostra livrea, sollevamento pesi. Ok, adesso ci manca l'impatto minore, ok, questo che stiamo salendo bene però, eh. Ma guardate la macchina come è salita, ragazzi. Bene, bene, dai, stiamo veramente andando alla grandissima da questo punto di vista. Abbiamo 512 qua. Questo è 1500, direi di aspettare a questo punto. Ok. Gestione medicolo, possiamo mettere 2, 2, 2, 2 e 1. Questo lo possiamo usare per le ultimissime battute. E ok. Perfetto ragazzi, ci vediamo dopo le qualifiche. Sono ancora un po' deluso da Monza, ma vabbè, insomma, ormai è andata. Eccoci qua, la Formula 1 arriva a Marina Bay. Benvenuti a tutti voi che ci seguite da casa e preparatevi a una gara scoppiettante nelle roventi, ma bellissime strade di Singapore. Oggi c'è davvero un elevato rischio di vedere in azione la safety car perché l'abbondanza di curve strette abbinate al bagnato può far finire qualche monoposto contro le barriere. Qui ci sono 23 curve totali, 13 a sinistra e 10 a destra che compongono il giro da 5 km di Marina Bay. Luca Filippi è con noi ancora una volta per il Gran Premio di oggi. Vogliamo parlare della Mercedes? Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Beh, l'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Il morale di tutti è alto e si divertono molto. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Bottas, Verstappen, Sebastian Vettel e Albon, Ricciardo, Sainz, Perez e Lance Stroll, Ocon, Kvyat, Kevin Magnussen e Gasly, Raikkonen, Grosjean, Lando Norris e Antonio Giovinazzi, Russell, Latifi, Schumacher ha preso una penalità in griglia di partenza e l'uomo della pioggia. Chissà Mamma chi, mia, tra partiamo questi penultimi talentuosi ultimi, piloti, mica era riuscirà a undicesimo. prevalere oggi. Non ho parole ragazzi, disastro come da GP a Singapore, pioggia battente anche in Ok, ci qualifica. siamo. Conto su di te, non deludermi. Ok, pioggia, pioggia potente, poi forse metteremo anche le ale, le full wet. Poi pioggia più leggera, vabbè insomma, sinceramente non so bene cosa fare, devi tenere così, tanto non la vedo bene. Il salvabile. Ok, 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 Gran Premio di Singapore. Proviamo a stare all'esterno e salvare veramente il salvabile. E cerchiamo di non far danni. Ecco appunto. No, l'alettone è leggermente danneggiato. Zio porco e ancora zio porco. Vabbè, il danno è leggerissimo, però
capisco perché, almeno insomma, a parte Monte Carlo, di solito Azerbaijan... Oh! Azerbaijan e Singapore hanno anche vinto, Singapower. Ok. Dobbiamo sfruttare le condizioni proibitive, secondo me, se sono l'uomo della pioggia. Dobbiamo dimostrarlo, porca paletta. È l'occasione per dimostrare al mondo chi siamo. Mantenete che ci sarà la probabilità di safety car, c'è sempre stato praticamente. Liberty Media vuole questo. È tutta colpa di Liberty. Oh, merito. A me piace di più perché c'è più... può cambiare tutto da un momento all'altro. Quindi sì, abbiamo anche recuperato un po' di posizioni. Ma non basta per la gloria eterna. Mamma mia, qua mi sono visto praticamente ucciso, morto. Diciamo che Singapore con la pioggia non è proprio piacevole. Ho visto cose più belle in natura. Sarà... Buona partenza, ottimo lavoro. sarà una gara eterna. Tempi sul giro altissimi, sfioreranno i 9 minuti. Mamma mia. Io sto andando proprio veramente per cercare di finire la gara, sono sincero ragazzi. 2 minuti e 4. Tanto qualcuno ai box, sicuramente qualcuno ha subito dei danni, perché così è normale che sia così in una gara come Singapore. Oggi voglio solo finirla sinceramente, so di non avere la possibilità, salvo veramente colpi di scena abominevoli. Previsioni del tempo. Stai andando bene, continua così. Ci aspettano circa altri 10 minuti di pioggia. 10 minuti. Ah, Ok, solo? sta spiovendo, ma ci vorrà ancora tempo per far sì che la pista si asciughi. Le Oh. gomme intermedie sembrano le più veloci per Quindi ora. finirà presto la pioggia, solo che c'è tanta acqua in pista, Siamo ai box ragazzi per una gara di una schifezza inaudita, proviamo a metterle hard, ma... È rientrato ai box. ai box. veramente una vergogna sta gara. 23 secondi dal 14esimo. Non ho ritmo, non è mai successo roba del genere. Ma neanche a Monte Carlo, proprio boh. Vabbè, sono una pippa obesa. Sono la pippa obesa ragazzi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. E andiamo per cercare di finire almeno... insomma ancora... La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Ancora comunque il tracciato è un po' bagnato, leggermente. Previsione del tempo. Nessuna pioggia prevista al momento. Non so se siano più veloci le gomme intermedie o quelle da asciutto. Siamo in un caso limite. Niente, sempre dei casi limite, ma che cazzo di ingegneri c'ho? Ma io dico, ma non lo so veramente, cioè, io non ho parole. Don't not parole proprio. Don't not parole. Comunque nessun ritiro, vuoi vedere che proprio a Singapore, diluvio, tutto, nessuno va ai box? Sarebbe stupendissima la cosa. Comunque gara tragica per Veneziano, mamma mia. La batteria è Ma guarda, carica. Usa ma il perché non pulsante riesco a sul basso. tenere una guidabilità accettabile? Non capisco. No, ma c'è qualcosa che non va, raga. Ho qualcosa che non va alla macchina. Cioè, già da Spa vedo sto problema. Non capisco. No, do not capisco. Crisi nera, crisi mistica, crisi inaccettabile. Non ha senso. Non ha senso. Cioè dovrei perdere anche da Norris e gli altri. Cioè, ma... non lo so. E poi anche devo tenere per forza Michela Magra, perché se tengo anche standard, ve lo giuro, vado a meno 8, meno 6, cioè... non so, non sto capendo. L'ultima patch ha sconvolto un po' tutto, ma... non credo, perché ho visto anche insomma le note del rilascio, cioè... è proprio oppure devo cominciare veramente a capire che devo migliorare tanto anche la resistenza. Sembra forse più
E in più incide di più quest'anno, che sembra che cada a pezzi la macchina. Il distacco dal tuo compagno di squadra. No, è giuro, rido, se non c'è la safety car, 3 secondi. qua rido. Veramente rido. Oggi che mi servirebbe tanto, almeno per non fare la figura di merda. E siamo in una gara dove la safety car praticamente esce ogni 3 secondi. Mi viene proprio da ridere. Da ridere, in un inglese perfetto. Dai, fioi, dai, 10 safety car voglio, cazzo. Voglio il ritiro di 14 piloti davanti a me. Niente. Ma perché no? Crisi nera per la Kumenda GP. E Mick è ancora più indietro, Involuzione clamorosa per una scuderia giovane che ha fatto molto bene come primo anno, ma che adesso è in un baratro senza fine. Spa, errore. Monza, errore. E Singapore, toccato il fondo. Diciamo che il secondo posto dell'Austria ci ha portato un po' sfiga. Anche il ritiro di Silverstone, che ne sai. Però siamo al primo anno, ci sta, dai. Adesso sto un po' perdendo dalla McLaren. Ma sinceramente sto guidando senza un minimo d'ambizione, io non vedo l'ora solo che finisca, sinceramente, perché è un supplizio sta gara. Per voi, per me, per i fan della Cume GP, un po' per tutti, insomma. Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Safety car. Safety car. Safety car. Vietato sorpassare. Bum bum. Rallenta. Mentre Bum il bum. gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo. È arrivata. Ok, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando Tornate ai troppo box per veloce. mettere le medie, tanto, insomma, chi se ne frega. Arrivare ai 15esimi o ultimi cambia poco. Per riprendere la lotta è sul rischio, raga, non mi interessa, tanto niente da perdere. Vediamo in quanto tempo va giù la benza. Ok. Ah, ha frenato troppo per paura di ammazzare Kimi. Ecco. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Beh, l'esternazzo di quelli purissimi. Ok, bel sorpasso. Grazie, caro. Vai, adesso devo dimostrare veramente che siamo la cosa più bella dopo il Big Bang, vai. Bisogna rischiare, bisogna fare un giro a cannone. Mi butto, me ne fotto tanto che se vado fuori cosa me ne ciava. Stiamo sfruttando le gomme in questo momento. Guarda, la benzina come va giù in sto Gran Premio. Ma non l'avrei mai detto sinceramente. Mamma mia, quale sia veramente di finire la gara. Mick, non rompere i maroni, Mick. Mick, esiste solo il Cume, Mick, madonna, il Cume si è svegliato. Si è svegliato veneziano. Si è svegliato il Cume. Si è svegliato il Cume. Stiamo gettando il cuore oltre l'ostacolo. Sono però ingiustificabili 32 secondi presi dalla 14esima. Troppo dislivello, adesso per carità ho le gomme più con una, diciamo, mescola più morbida, ma nulla ha senso in questo GP. Dai, tutti ai box, così. Tutti ai box. Niente. Dai che possiamo superarlo, Giorgione Russell. È già finita la rimonta, bene. Una rimonta degna del miglior Cume. Almeno ci siamo divertiti qualche giro, un giro. Però, delusione atroce. Mamma, eccola là. La tua ala anteriore è danneggiata. Non
spingere troppo. Frittatona finché non fatta. arriviamo, non peggioriamo la situazione. Frittatona Abbiamo una fatta. strategia Ho colpito un po' anche operativa a Russell. disposizione sul DMF. Ci ho provato, ragazzi, sto andando come un treno. Però appena sforzo ammazzo me stesso e qualcuno. Dopo ste gare non fanno per me, c'è niente da fare. Noi ci proviamo. Noi ci proviamo, Beppe. Mi dispiace per Russell, ma vabbè, tanto insomma la Williams. Questo è un bel sorpasso. Questo è un bel sorpasso. Abbiamo Lando adesso. Comunque ci siamo trasformati, Dopo la safety car ci siamo un po' trasformati. Abbiamo un alettone andato, il rischio di ritiro è al 99.9 periodico. Ma va bene. Chiaramente nessuno va ai box ormai. Nessuno è così deficiente ad andare ai box, purtroppo. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Beh, almeno qualche sorpasso l'avete visto, raga, mi dispiace per sta gara, veramente. Ok, altro sorpasso, yes! Comunque sì, alla fine non è andato ai box nessuno, quindi vuol dire che non ho fatto danni a nessuno, questo mi fa stare un po' più tranquillo. C'è una nuova strategia disponibile sul Ecco. DMF. Sento un po' l'alettone andato. Ma chi se ne fotte. Ormai questa è la strategia, non posso più tornare ai box. In realtà le gomme sono finite, però. Cioè finite, per essere che sono 2 giri, già il 17% in 2 giri. Non mi sembra proprio tanto positivo, contando che gli altri giri li ho fatti in regime di safety car. C'è qualcosa che non quadra, niente, proprio la macchina che sta cadendo a pezzi, raga, è ufficiale. No, beh, se ne va appunti, è la cosa... È la gara più rubata della storia. Ma perché la cosa lì? Ma scusa, ma non ho... Puttana troia. Ma io avevo cambiato i componenti. Cazzo, sì che vado a 2 allora, ma che macchina ho? Ma non ci voglio credere, ma ho la macchina veramente che cade a pezzi. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. No, silenzio stampa. No, non posso rubare da questi punti, non posso rubare questo punto, dai. Silenzio stampa per 2. Ma cosa ho combinato? Ho la macchina con tutti i pezzi delle prove libere. Ma io infatti quando sentivo neanche ho guardato onestamente perché ero sicuro. In questo momento è la gara più rubata della storia della Formula 1. Ripeto, se porto a casa un punto veramente faccio schifo. Vuol dire che non tutti sono andati in regime. Questa è l'unica spiegazione. La pioggia è prevista in poco What? più di 10 minuti. Pioggia tra 10 minuti. Penso che una gara al 100% sarebbe stata... No, epica di più. Torna la pioggia addirittura. Che stagione però. Stiamo rubando una cosa indegna. Guadagni 1 secondo a giro sul pilota che ci segue. Mancano ancora tanti giri, però ho l'alettone andato. Le gomme finite. La storia della Formula 1. Ah beh, se arrivo decimo. Ero a 35 secondi dal 14esimo prima della safety car. Stiamo calmi. Qua rischio di vincere anche il pilota del giorno per 3. Partivo ultimo. Sto attenti un po' la benza, mi stanno arrivando tutti adesso. Perdo ritmo dopo 2-3 giri, ho fatto i primi 2 giri bene, dopo la safety car, ma poi basta.
Da rivedere questa Comenda GP comunque, capire quali sono i veri problemi che affliggono sta macchina, perché tutto su un colpo ha cominciato a dar problemi. Adesso arriveranno gare anche positive, c'è il Messico che è buona, c'è Suzuka che può essere buona, dipende Suzuka un po', poi vabbè Interlagos che è una gara molto favorevole, Stati Uniti uguale, andiamo su fortini veneziani, ecco, attenzione, ho preso paura, fuochi artificio ragazzi, vince Charles. Aspettati di vedere pioggia tra 10-15 minuti. No, mi aspetto di fare la furtata, il furto più schifoso. Attenzione, sta succedendo il finimondo. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante. Mi stanno distraendo sti fuochi di merda. Winner per Charles. Charles vince la gara, ma Veneziano può fare qualcosa di più epico. Attenzione. E Veneziano fa il furto più schifoso della storia della F1. Incredibile. Yes! Ladro. Sono un ladro. Prendi la gomma e portala. No, no, prendo tutto e lo porto a casa. Che schifo, mamma mia, ladrata unica. Pilota del giorno Venezia. Una gara difficile su un circuito classico. Boom boom, boom boom. Perché premo X? Sono una pippona sono. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande vittoria per una grande scuderia. La Ferrari non ha deluso le aspettative. Grande Charles, complimenti a Charles. Champagne! Che punto ho rubato, mamma mia, ho rubato qualcosa di indecente proprio. E ha cominciato a piovere di nuovo, intanto di brutto anche. E dopo questa gara diamo un'occhiata. Un punticino è arrivato, guardate i miei tempi sul giro, il mio record è 1,45, guarda i primi 9. Però c'è da dire che, però rispetto a quelli dietro, però, scusa, L'uomo della pioggia. Molti ecco, piloti vedi, loro sono sono, illusi loro che non sono andati ai box in safety car, eccoli qua. l'unico a sfruttare appieno il proprio potenziale. Sì, Bottas, Albon, Raikkonen, Grosjean. Conserva la prima Godo. posizione, ma i rivali guadagnano terreno. E con questo Costruttori siamo sempre là, siamo in lotta con la Racing Point, Alfa Romeo. Quindi non Bene. le prossime Beh, dai, non è piaciuto niente, ha fatto schifo. No. Sto perdendo. Di essere stato fortunato a non Sì. finire la gara con quell'incidente. Ti ringrazio. Anch'io, bella donna, dal cuore di ghiaccio e la patata bollente. Beh, Sainz mi sta spaccando, Noi qua siamo a 8, Mick sale ancora un po', la scuderia anche, i punticini ce li prendiamo, i soldoni. Adesso speriamo finiscano le gare di merda, madonna, abbiamo quasi finito la first season. Mamma mia. Ma che ladrata, signori, madonna, che schifo, ho fatto proprio da vomitare in sta gara. Ok. Però l'errore anche mio è stato quello che è inaccettabile vedere una macchina ridotta così, cioè non ho cambiato i componenti, mi sono tenuto quelli delle prove libere, anche in qualifica, quindi cioè veramente indegno, onestamente, indegno. Soldi ne abbiamo, qua bisogna sviluppare questo però, e non ho i soldi, ma che spot, ma che due palle. Ma quale strutture? No, allora a sto punto il telaio che è quello messo peggio. Sì, però questo riguastro ridotto che si rompe onestamente in sto momento non mi interessa. Non mi convince niente, sinceramente.
Vai, dai. Facciamolo su tutti e due. Non ho più soldi, però c'è che non posso fare niente, la squadra è bella alta e niente, raga. Attività. Andiamo a soci, gara che non è né sfavorevole né favorevole. Raga, un saluto da Cubandò. Ve ne siamo.